Telespettatori ben ritrovati, la disabilità non è un limite ma un patrimonio per la collettività. Apriamo questa puntata di oggi di Storie di Famiglia con questa frase, una frase di Ileana Argentin, questa donna che affetta da miotrofia spinale ha sempre combattuto per rendere la vita delle persone disabili una vita non solo normale ma un patrimonio, come dice lei, per la collettività. Come ha fatto il nostro ospite di questa sera, anche lui come Ileana, dopo essere diventato uno scrittore, ha scelto, nonostante la paralisi dal collo in giù, di mettersi a disposizione degli altri, anche attraverso la politica, per aiutare il prossimo. La storia di Daniele Furlan è una di quelle che ti fanno capire quanto veramente importante sia l'amicizia per affrontare difficoltà che talvolta sembrano insormontabili. Un uomo che già a 22 anni, sfruttando, come dice lui, il miracolo economico del nord-est e la sua ostinazione e capacità di emergere, riesce a diventare un imprenditore di successo. Viaggia in tutto il mondo sfidando le vicissitudini che si possono incontrare in America, in Africa, in Asia, in Australia, ma è proprio a pochi chilometri da casa che la sua vita si ferma, almeno così sembra all'inizio. Nel 2001 Daniele rimane coinvolto in un grave incidente stradale nella famigerata tangenziale di Mestre. All'altezza dell'uscita di Marcon, mentre è fermo in coda, viene pesantemente tamponato da un tir che continua la sua folle corsa, coinvolgendo altre 15 macchine ed una ventina di persone, una delle quali perde la vita. Viene trasportato all'ospedale di Mestre in condizioni disperate, operato d'urgenza in neurochirurgia, rimane in costante pericolo tra la vita e la morte per una decina di giorni e mantenuto in coma farmacologico per 3 settimane. Si risveglia proprio nel giorno del suo 38° compleanno, sentendo la voce dei suoi amici, quei suoi amici che da quel momento, assieme al figlio Alessandro e ai genitori Graziana e Umberto, non l'hanno abbandonato un minuto. E Daniele Furlan di Ponte di Piave in provincia di Treviso è qui con noi questa sera a Storie di Famiglia. Buonasera Daniele e grazie di essere venuto qui con noi. Buonasera a tutti coloro che ci vedono. Ed è in compagnia di quello che noi ci sentiamo di definire, posso darti del tu Daniele? Sì, sicuramente, anzi diamoci del tu. Ecco, e di quello che tu Daniele mi pare che definisci un po' il tuo angelo custode. Sì. Lo è. È la mamma Graziana Cescon, buonasera anche alla nostra Graziana. Daniele Furlan, anche lui come Paolo Berro, lo ricorderete, è stato nostro ospite l'anno scorso, ha visto cambiare la propria vita in un attimo. Prima momenti, anni pieni di vitalità, la famiglia, il lavoro, gli amici, il dopo sempre con la famiglia, il lavoro che poi alla fine è cambiato e gli amici. Possiamo dire Daniele che la tua vita non è cambiata poi così tanto? In termini generali no, non è cambiata di tanto, nel senso che il mio spirito è rimasto quello precedente che avevo precedentemente alla lesione spinale. Infatti io ero imprenditore, avevo una piccola azienda che produceva macchine per irrigazione. Dopo che ho avuto l'incidente mi sono reinventato un po' agricoltore, nel senso che ho ampliato il potere di famiglia, ho aumentato la superficie vitata e adesso faccio, anche se faccio non manualmente ma virtualmente o come organizzatore, faccio l'agricoltore, diciamo, faccio il viticoltore. C'è stata una costante comunque nella tua vita, lo abbiamo visto anche nella copertina, i tuoi genitori, papà Umberto, che salutiamo, che poi conosceremo perché l'abbiamo incontrato, la mamma Graziana e naturalmente i tuoi amici. I tuoi amici ti sono sempre stati vicino, sia prima che dopo. Sì. È stata una presenza fondamentale quella degli amici, perché mi ha aiutato a superare anche dei momenti molto difficili. Subito dopo l'incidente, come hai detto tu, io
purtroppo sono stato in coma farmacologico per una ventina di giorni. Daniele, l'incidente, anche se è brutto ricordarlo, quando è accaduto? È accaduto 13 anni fa, il 29 ottobre del 2001. Era un lunedì mattina e io stavo andando per lavoro a Brescia, avevo un mezzo aziendale e a un certo punto mi sono fermato nella famosa tangenziale di Mestre perché c'era una delle famigerate code e forse per un colpo di sonno, forse per la mattinata che era leggermente nebbiosa, un camion, un tir, mi è piombato addosso e praticamente ha gettato via il mio mezzo, ha proseguito la corsa, ne ha coinvolti altri 15 o 16 e io da quel momento in poi non ricordo, dai 5 minuti prima dell'incidente in poi io non ricordo più niente, so solo che sono stato, come hai detto tu prima, in condizioni disperate e i miei genitori possono testimoniarlo, sono stati degli attimi, dei momenti veramente molto difficili. Graziana e Umberto, sono stati, immagino, momenti più difficili della vostra vita. Sì, per i primi 20 giorni ha lottato tra la vita e la morte e questo è stato il periodo più nero, perché poi era dentro in quell'ospedale in mezzo a tanta gente, dove andavamo 2 volte al giorno a Mestre per poterlo vedere, sì. Per poterlo vedere anche un solo momento, perché poi c'erano gli amici che volevano entrare anche loro, allora per dare un po' a tutti la possibilità di entrare 2 minuti, allora ci accontentavamo di vederlo, insomma. Che tipo di lesione hai avuto, Daniele? Ecco, io ho avuto una lesione cervicale, alle vertebre cervicali, si chiama C2-C3. Perché le vertebre sono appunto numerate come C1, C2, C3, anzi si parte del C0, che sarebbe il famoso osso del collo, chiamiamolo. Se ti rompi quello sei morto. Naturalmente quando la lesione interessa le vertebre cervicali, poi la conseguenza non è una paraplegia, cioè che coinvolge solamente le gambe. Quando c'è una lesione cervicale vengono coinvolti anche gli arti superiori e si perde ogni mobilità. Oddio, nel caso mio ho perso proprio tutta la mobilità, perché la lesione è molto alta, ho perso tutta la mobilità dal collo in giù. All'inizio sembrava molto peggio? Non è che sembrasse molto peggio, vedi, io quando mi sono risvegliato dal coma farmacologico mi sono ritrovato praticamente in una terapia intensiva, ero steso a letto, avevo la tracheotomia, quindi respiravo tramite un ventilatore meccanico, non potevo parlare per questo motivo, perché in pratica era una specie di intubazione e non potevo muovermi, non avevo nessun modo per esprimermi, per parlare. L'unica persona che riusciva a capirmi quando muovevo le labbra era mia mamma quando entravo. Il tuo angelo custode? Sì, il mio angelo custode, nel senso che anche per lei purtroppo è stata una seconda vita, nel senso che ha dovuto ricominciare ad accudire un figlio che aveva già accudito da piccolo e adesso deve farlo, deve riprendere ad accudirlo quando è grande, diciamo. E brava la nostra Graziana e il nostro Umberto, sono stati momenti sicuramente molto terribili, sia per la famiglia ma anche, come abbiamo detto, dai tanti amici con i quali avevi convissuto per 30, non sono riuscito ad arrivare ai 38 anni perché qualche giorno prima è iniziata. La tua vita si è semplicemente cambiata, diciamo, non si è fermata. Ma guarda, noi tutti che abbiamo delle lesioni midollari o che abbiamo delle conseguenze così gravi da un incidente, diciamo ci picchiamo di avere 2 compleanni, uno è quello biologico e uno appunto è il giorno in cui è accaduto l'incidente che ha cambiato la vita, perché a differenza di una malattia degenerativa, quando diciamo le funzioni se ne vanno piano piano, qui
quando c'è una lesione, in un attimo uno si ritrova catapultato in una realtà totalmente diversa, una situazione completamente diversa, una nuova vita, con delle priorità differenti, e devi imparare a gestire di nuovo, a riuscire a gestire di nuovo tutte queste situazioni. Con l'aiuto naturalmente in questo caso della mamma. Sì, con l'aiuto della mamma e anche della tecnologia. E anche della tecnologia, infatti io ho una casa che è stata costruita appositamente mentre io ero in ospedale per la riabilitazione, ed è stata costruita su misura per me, con tutta una serie di ausili domotici che mi danno la possibilità di aprire la porta, di accendere le luci, chiudere le tapparelle, e anche di utilizzare il computer. E di essere autonomo. Di essere sotto certi aspetti sì, autonomo, nel senso che posso aprire la porta agli amici, posso fare tutta quella serie di operazioni che normalmente si fanno ogni giorno a casa. La mamma ci sta suggerendo anche la chiusura delle finestre. No, hanno chiuso questa finestra, ho detto. Un momento terribile, il giorno dell'incidente, quando i tuoi amici l'hanno saputo. Noi siamo andati ad incontrare alcuni dei tuoi cari amici che ti hanno conosciuto prima e che ti sono vicini adesso. Ecco, sì, come hanno appreso e quali sono stati i loro stati d'animo in quei terribili giorni. Sentiamoli. Quei giorni è stata sai, solita incredulità, stupore, non so come dirti, un colpo al cuore veramente forte. Poi il fatto che fosse tra la vita e la morte ancora di più, perché sì, tutto l'iter passato dalla rianimazione a quei giorni in cui non riusciva a parlare con nessuno, non parlava, e sono stati giorni tremendi, insomma, ecco. E quando è arrivato a Oderzo, che sembrava, e poi a Vicenza, e naturalmente la notizia che non potesse più muoversi. Stavo rientrando dal lavoro, lavoravo a Vicenza, ero in autostrada in macchina e me l'ha comunicato questa mia amica, la Giovanna. Sono venuto qua subito a sera a trovare sua mamma e suo papà, e alla sera mi ha detto che forse le gambe, forse qua, forse là, però la situazione gli era brutta. Siamo andati a trovarlo, che era una colonna ogni giorno a trovarlo in ospedale a Mestre, e l'ho visto sul monitor, e là mi pare di vederlo anche adesso là sul monitor, tutto in durio, con canette, con questo, con quello. Ragazzi, non è una roba facile. Comunque è stato bravo, l'ha combattuto, che non so se mica paghi uno e mi tira un colpo di pistola tanto che sono in letto e finì la festa, no? Non sono stato là a aspettare. Ecco, tu stai sorridendo, sono dei tuoi amici, devo ammettere, veramente molto simpatici, capisco perché anche tu sei sempre così sorridente. Sì, sì, sì. Li salutiamo, sono Lamberto, Tatiana e Ivan o Ivano, il compare, il famoso compare. Esatto, il famoso compare, sì. Abbiamo sentito il compare, alla fine dice, io non so cosa abbia trattenuto Daniele dal dire mi tiro un colpo in testa, l'ha detto proprio in maniera molto esplicita. Io mi ricordo quando ero in rianimazione a Oderzo, perché mi hanno spostato quando ho finito il coma farmacologico, sono stato trasferito nella terapia intensiva di Oderzo, e mi ricordo in quel periodo c'era un medico che poi è diventato parte integrante anche della mia vita, perché ci sentiamo frequentemente, quando ho qualche problema lo chiamo. Appunto un medico della terapia intensiva, quando io senza muovere le labbra, cioè senza voce ma muovendo le labbra, gli chiedevo cosa sarà di me, cosa mi succederà. Lui mi diceva sempre: non ti prometto niente, ti prometto solo che ti metterò seduto davanti a un computer. E in quel momento mi sembrava, anche a me in quel momento è sembrata una possibilità tale da
che se avessi potuto probabilmente avrei anch'io fatto impugnare quella famosa pistola a qualcuno, e invece dopo un anno, quando la cosa si è avverata sul serio, ho scoperto che poteva esserci anche una nuova vita dopo una seconda vita. Una seconda vita, sì, la famosa seconda vita. La seconda vita di Daniele Furlan la scopriremo nella seconda parte, subito dopo un brevissimo break di pubblicità, tra poco con Storie di Famiglia.